Io credo che le Olimpiadi siano state ben accettate, in primis dagli operatori, ma tutto sommato anche dai cittadini. Gli interventi che si stanno facendo sono interventi importanti. L'altro giorno il Presidente Zaia si è fermato a vedere la pista da bob, che molto probabilmente visiteremo anche noi assessori, perché alla fin fine è un'opera che è incredibile, fondamentale, bella e che lascerà quella cosiddetta legacy, eredità sul territorio importante non solo per le Olimpiadi ma anche per il turismo, per i turisti, per i servizi che vogliamo andare. Legacy per il futuro post-olimpico che sarà affidata a una nota azienda dell'abbigliamento di alta gamma e opere accessorie che guardano ai prossimi anni di un territorio che proprio con le Olimpiadi potrebbe innescare quel volano sociale ed economico necessario per interrompere il fenomeno di spopolamento delle terre alte che tanto preoccupa da qualche anno a questa parte. Sono convinto che tutte le altre opere accessorie che si faranno da qui in futuro saranno fondamentali per i prossimi 50 anni di Cortina, così come le sono state le Olimpiadi del 56. Questo lo dobbiamo dire perché gli studi ci dicono che l'impatto economico e di indotto, di ritorno che avremo sul territorio non solo Cortina ma sull'intero Veneto e anche oltre è di oltre 4 miliardi. Ecco, se vogliamo che la gente rimanga in montagna dobbiamo dargli anche delle opportunità. Un accenno infine alla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, sulla quale la provincia di Belluno ha voluto precisare di non avere competenza alcuna, meravigliandosi e rammaricandosi per le accuse che la vorrebbero proprio su questa opera di ostacolo alle Olimpiadi e alle opere olimpiche, mentre il procedimento di valutazione di impatto ambientale sulla cabinovia è avvocato in regione, come richiesto dal comune di Cortina ancora mesi or sono. Ormai siamo a un buon punto, penso che l'impianto sia un impianto che partirà ed è fondamentale per l'accoglienza turistica del territorio e anche per diciamo, una mobilità sostenibile di cui Cortina ha necessità, ma non solo Cortina, penso a tutte le Dolomiti.